Pensiero del giorno, mercoledì 9 luglio. Guardare oltre noi stessi. Per amare, il cristiano deve fare come Dio, non aspettare di essere amato, ma amare per primo. E poiché non può farlo con Dio, perché Dio ama sempre per primo, il cristiano lo mette in pratica con il prossimo. San Giovanni, dopo aver detto che Dio ci ha amati, non conclude, come sarebbe stato logico, che se Dio ci ha amati noi dobbiamo amarlo a nostra volta, ma dice: amati, se Io ci ha amati così, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Infatti, solo perché la carità è una partecipazione all'agape di Dio, possiamo andare oltre i limiti naturali e amare i nostri nemici e dare la vita per i nostri fratelli e sorelle. Per questo l'amore cristiano è proprio dell'epoca nuova e il comandamento è radicalmente nuovo e introduce nella storia e nella etica umana una novità assoluta. Chiara Lubick, L'arte di amare, Cittanuova editrice. Ciao, se ti è piaciuto questo video, metti mi piace, dito in alto, e iscriviti al canale. È libero, gratuito e senza alcun impegno. Parola di vita. Luglio 2025. Invece un samaritano che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Vangelo di Luca, capitolo 10, versetto 33.